C'era una volta, e c'è ancora, un paesello cullato dalle montagne friulane, là in mezzo alla Val Cimoliana. L'inverno stava arrivando e in realtà faceva già molto freddo. Un lupo e una volpe, amici da un pezzo, si incontrarono in grava, affamati e infreddoliti. Come sta, Storina? Domandò il lupo. Gianfranco, freit. Rispose la volpe. E non è nulla da mangiare. A cui lo disto? Hai proprio una fanda love. Replicò il lupo. Alle miei che giorno cercare da mangiare al paese. Propose la volpe. Quindi si incamminarono a cercare da mangiare a Cimolais. Siccome, già detto, faceva molto freddo, gli abitanti del paesello se ne stavano rintanati in casa col fuoco acceso e con le finestre e le porte ben chiuse. Anche le galline e le mucche erano chiuse al caldo nei pollai e nelle stalle, e in giro non c'era neanche un passerotto o un gatto infreddolito da poter acciuffare e pappare. La morsa della fame stava stringendo sempre di più. Se non c'è smell. Si lamentò Gianfranco con lo stomaco che brontolava come un temporale. Ma proprio in quel momento passarono davanti alla macelleria e, che stupore, che gioia, la porta d'entrata era aperta. Già si immaginavano tutte le salsicce affumicate, le bresaole, gli stinchi, gli affettati e le bistecche che avrebbero potuto divorare. Con l'acquolina in bocca si fiondarono verso la macelleria. Ma la volpe, che era furba, si fermò di colpo. Dentro poteva esserci il macellaio. Allora disse al lupo: Dovevamo stare attenti, vedono se le entrare qualcheduno. Io fesso la guardia e tutte va dentro. Sanno le nessun come chiama dentro e mangiano insieme. Così fecero. Il lupo entrò e la volpe stette fuori in attesa che l'amico la chiamasse. I minuti passavano e passavano, ma Gianfranco non si faceva vivo. C'è fello, Gianfranco? Si domandò Nina. Insospettita guardò dalla finestra, dentro la macelleria, e vide che il lupo si stava buffando senza di lei. Allora pensò fra sé: Ah, c'è brutto egoista, adesso te fai vedere io. La volpe si mise a gannire più che poteva. Il macellaio, che si trovava dietro la bottega, sentito il gannito, si allarmò e, imprecando, si precipitò dietro la macelleria e trovò il lupo Gianfranco, che nel frattempo si era spazzolato tutto le salsicce e le bresaole. A questo punto Angelo, il macellaio, infuriato come una bestia, prese un grosso bastone di bagolaro e picchiò il lupo. Gianfranco, però, era un tipo forte e agile, non stette a farsi picchiare a lungo e velocemente uscì fuori dalla macelleria. Una volta uscito, vide uno spettacolo che proprio non si sarebbe aspettato. La volpe se ne stava riversa con le zampe contratte, tutta sofferente e lamentosa. C'è Nina? Domandò il lupo strabuzzando gli occhi. Ah, al becchera al mamena come un favre. Dov'on di, ma non rifa camminare. Beh, 7 volte porto sulla schiena. Propose il lupo, che aveva sì preso molte botte, ma essendo forte riusciva ancora a camminare. La volpe, con un sorrisetto stampato sul muso, accettò di buon grado. Così il lupo, con in groppa la volpe, si mise ad attraversare il paese. Passando davanti alla chiesa di Santa Maria, sentì che la volpe sottovoce stava canticchiando una canzoncina che faceva più o meno così. Lin lan al mare al porta san, lin lan al mare al porta san, lin lan al mare al porta san. Andò avanti un bel pezzo a canticchiare e a sghignazzare. Gianfranco non era molto sveglio, tuttavia, a forza di sentire Nina che ripeteva quella canzonetta, si insospettì. Arrivarono al ponte che sovrasta la Val Cimoliana e la volpe proprio non la smetteva con quel motivetto, tant'è che addirittura si mise a cantare ad alta voce. Ah, beh, Pensò arrabbiato sto tanto meglio, ma ta fiat far chantè. e si mise lui a cantare una canzone. L'Inlan, vostro vedece che fa al malè? Di colpo si alzò sulle zampe posteriori e catapultò Nina giù dal ponte.
Gianfranco se ne andò continuando a cantare la canzonetta che tanto piaceva alla volpe, mentre quella dalla grava imprecava e gliene diceva di tutti i colori. La storia finisce così, con la volpe, tanto furba, con la pancia vuota e le ossa rotte, e il lupo, che aveva sì preso le botte, ma almeno aveva saziato la sua proverbiale fame.